Smith, Beckenbauer. Maradona. Good to see him coming the season. On Pele. Cristiano Ronaldo, who is onside. First one, puts the ball in. It's Lionel Messi. Here he is again. Here he is again. That's astonishing. It's absolutely world class. Ben ritrovati con B-Side, l'altro lato del calcio. Prima di conoscere il personaggio che accompagnerà la prima parte della nostra trasmissione, sveliamo un suo amico che ci darà comunque alcune note appunto della sua personalità. È un giovane ragazzo, si chiama Simone. Ciao Simone. Buonasera a tutti. Allora Simone, la persona che conosci credo che forse la conosci molto bene. Abbastanza. Abbastanza bene. È una persona disponibile con te che sei giovanissimo, oppure è una persona che insomma ti bacchetta anche un po' troppo? È un'adeguata via di mezzo. È una persona che c'è sempre stata nella mia vita, Sì? ma che mi bacchetta continuamente nella mia vita, e questo è forse il suo più grande pregio, perché è il mio motore di spinta per raggiungere i miei obiettivi. Quindi quando c'è da elogiarti ti elogia, quando c'è da bacchettare perché sbagli, essendo giovane, non ci pensa due volte. Sì, senza dubbio. Ma ti amareggia questa cosa quando ti bacchetta No, o ti no, dà no, invece sprono? Assolutamente, mi sprona perché, come dicevo prima, è il motore della mia vita, che porta a raggiungere i miei obiettivi, le mie ambizioni. Poche volte comunque ricevo un bravo, perché già subito mi viene detto pensa al prossimo obiettivo. Quindi una persona che ha una personalità considerevole su di te, ed è una persona che probabilmente vuole che sbagli poco. Sì, assolutamente sì. E per me è una guida, perché prova a non farmi fare gli stessi errori che magari ha commesso lui, però è il percorso di vita, ci stanno gli errori, quindi va bene così. Ci piace questa cosa che hai detto, grazie Simone. E allora a questo punto, subito dopo la sigla, scopriremo il primo ospite della nuova puntata di Football B-Side. Siamo decisamente curiosi a questo punto di conoscere la figura di questo nuovo personaggio che accompagna la puntata odierna di Football B-Side.
Anzi, sono talmente curioso e sono soprattutto contento di presentarvelo subito. Abbiamo qui con noi Santo Palma. Ciao Santo, ben trovato. Allora Santo, come tu ben sai, questa è una trasmissione dove si parla di calcio in maniera molto marginale, mentre invece cerchiamo di scoprire la figura dei nostri ospiti attraverso altre sfaccettature, quindi cercheremo di capire anche un po' quelli che sono i tuoi sogni, le tue speranze, le tue attitudini e perché no, anche le tue preferenze in tanti campi. Tra l'altro voglio sottolineare che all'interno della nostra scenografia abbiamo volutamente inserito due oggetti che all'apparenza potrebbero sembrare abbastanza comuni, però rappresenteranno per te delle domande importanti. Le domande te le faccio dopo, gli oggetti sono ben chiari, abbiamo un mappamondo e anche un telefono stile anni 50, non come quello moderno, che come tu ben sai ha un po' cambiato un po' tutta la nostra vita. Santo, che valore dai all'amicizia? Beh, l'amicizia è una cosa importante, anche se nell'arco della tua vita comunque hai un modo diverso di vederla nell'arco di decenni, da decennio a decennio. Certo. L'amicizia di un ventenne non sarà mai quella di un quarantenne o giù di lì. Cambia la percezione dell'amicizia, devo dire la verità, oggi avere amici non è semplicissimo. A maggior ragione quando per un motivo o per un altro puoi dare nella tua vita, allora devi stare molto attento alle persone che ti circondano. Anche perché l'amicizia è dare e avere. No, devo dire la verità, secondo me l'amicizia più che altro è dare. Sì, vabbè, è anche vero che se è un vero amico dall'altra parte, credo che ci sia la disponibilità anche da parte sua a dare. E quindi avrai in automatico. Certo, ma questo è vero, se è un rapporto è di giusto. amicizia fra delle persone, la prima base è quello di dare al tuo amico, evidentemente avrai anche. E dico la verità, non ho moltissimi amici, nel senso vero e pieno di questa parola, però quelli che ho accanto... Perché frequenti forse troppo il mondo del calcio? Beh, diciamo che lo frequento da quando avevo 6 anni, quindi Bravo. sono 40 anni, 41 anni che sono dentro, quindi no, ma non è questo. il mondo del calcio è solo forse la massima espressione della pochezza che oggi viviamo sotto certi aspetti per quel che riguarda valori e rapporti umani, ma non è che fuori del mondo del calcio nella vita reale si vada tanto meglio. Oggi il valore dell'amicizia si è perso, oggi l'amicizia è più che altro interessi, è fatta eccezione per quei pochi amici veri che una persona può avere. In poche parole, quando si ha un amico bisogna veramente tenerselo stretto perché appunto è difficile poter incontrare una persona che sia sempre, quasi sempre dalla tua parte. Quando si ha un amico l'amicizia si coltiva tutti i giorni, con le parole, con i comportamenti, perché l'amicizia non è un dono che ti viene dato e che ti rimane a vita. L'amicizia è una cosa che va coltivata tutti i giorni, con i piccoli gesti, con le piccole parole. Ed è questo anche lo stesso insegnamento che probabilmente stai dando ai tuoi figli, che da quello che ho capito sono due punti fondamentali della tua esistenza insieme a quella di tua moglie. Diciamo che il mio nucleo familiare è la mia esistenza. Nel resto della mia vita tutte cose diventano futili, dal lavoro a qualsiasi altra cosa faccio. Passa tutto in secondo piano. È tutto in secondo piano perché è tutto di passaggio. È vero. I miei figli rimarranno miei figli per tutta la vita, così come spero mia moglie rimarrà mia moglie per tutta la mia vita. Attenzione perché adesso la prossima domanda è probabilmente anche un po' riferita anche alla tua storia. L'amore da colpo di fulmine esiste? Assolutamente sì. Ma non perché insomma hai avuto un'esperienza personale, esiste secondo te in genere? No, esiste perché l'ho vissuta in prima persona e perché comunque esiste, anche perché l'amore è il motore di noi uomini, ma anche perché l'amore è quel miscuglio di emozioni che forse solo l'amore riesce a darti. È un miscuglio di gioie e dolori che possono cambiare in una frazione di secondo. È vero. È il dolore fisico per la mancanza di una persona che non riesci neanche a spiegare con le parole. L'amore è qualcosa di molto importante. E ti dà quell'adrenalina che ti porti sempre in qualsiasi momento, anche quando non ce l'hai davanti quell'amore, o sbaglio? Assolutamente, quell'amore è quello che ti permette di superare gli ostacoli, di dare di più, di buttare il cuore oltre l'ostacolo e di dare il massimo per far sì che anche in amore tutti i giorni venga piantato quel piccolo fiore per far sì che possa crescere, perché anche l'amore non è un dono divino, è qualcosa comunque da far crescere tutti i giorni. Che poi sia l'amore per la propria donna, per i figli o per qualsiasi altra cosa, comunque è una cosa che tutti i giorni va curata. Quindi capite bene, l'amore esiste il colpo di fulmine, chi ha la fortuna di avere un colpo di fulmine
probabilmente avrà un'altra qualità sulle emozioni che dovrà andare a vivere. Beh, scoprirà un turbinio di emozioni che secondo me è Lo fanno indescrivibile. entrare dentro un frullatore Un probabilmente. frullatore incredibile. Poi adesso ti ribadisco, l'amore è bello perché ti fa vivere anche queste cose, anche quando ti fa vivere dolore. Chiaro? Perché è un dolore che lo vivi solo con l'amore, È in un vero. altro modo non lo senti quel dolore. Ci piace questa definizione dell'amore del nostro ospite Santo Palma. Allora Santo, come ti avevo anticipato, ho qui due oggetti, un mappamondo ed un telefono stile anni 50. Due domande inerenti appunto ai due oggetti che sono presenti in studio. Questo mappamondo ci fa immaginare viaggi, tantissime emozioni che probabilmente hai già vissuto, ma c'è un paese, un posto, un luogo dove ti piacerebbe, non dico viverci, ma di andarlo a scoprire? Sì, assolutamente, dico anche di viverci. Addirittura? Sì, ce l'ho anche in programma, non so quanti anni passeranno, però la mia vecchiaia la voglio andare Insomma, a è il vivere. viaggio dei tuoi sogni allora. Probabilmente sarà il mio ultimo viaggio, il Vabbè, mio viaggio tuo definitivo. ultimo viaggio. Quello vabbè, ultimo, dai. eccolo qui, guarda, ce l'ho proprio davanti. Dall'altra parte del mondo, Sud America, quindi Brasile. Assolutamente sì. Ho capito adesso, il Brasile, un po' legato di queste cose, ne parliamo tra poco. Intanto dimmi perché proprio Brasile. Perché amo il loro modo di vivere, Mm. amo il loro modo di vedere la vita, amo il loro modo di porsi, la loro gioia, amo la loro musica, la loro spensieratezza pur avendo 2 miliardi di problemi. E ne hanno tantissimi, molto più di noi, devo Però dire. hanno un modo di affrontarli completamente, diametralmente opposto al Riescono nostro. secondo me un po' a sdrammatizzare, anche troppo forse. No, hanno un obiettivo, sanno che la vita la devono vivere e che comunque va vissuta, indipendentemente dall'orologio, dai soldi. Sì. Purtroppo i loro cervelli non sono stati macchiati dal capitalismo come sono stati uccisi i nostri cervelli, soprattutto in Europa. È vero. Noi viviamo solo perché vogliamo un mondo pieno di consumismo, un mondo ricco. Si accontentano sicuramente molto meno. Si accontentano di vivere la vita, noi no. Noi preferiamo lavorare 30 ore al giorno per avere una macchina da 40.000 euro e magari poi non riuscire a trovare un'ora per andare a mare con i nostri figli. Ho capito. Loro hanno un concetto completamente diverso che è non solo sposo ma che è sempre stato il mio.
Brasile ci porta giustamente a pensare al beach, no? Che è uno sport che sicuramente porta tanta allegria, caratteristica proprio dei brasiliani, no? E il beach ti vede protagonista adesso con il Catania Beach Soccer e ci fa capire che forse qualche cosa dal Brasile il Catania Beach Soccer ce l'ha ormai nel suo DNA. Beh, più di qualcosa, devo dire che da quando il Catania Beach Soccer è stato fondato dal patron Bosco, cioè nel 2004, ha sempre avuto un'anima brasiliana, ha sempre avuto i migliori calciatori brasiliani, ha addirittura avuto come allenatore un brasiliano che ha vinto 5 Coppe del Mondo con il Brasile, quindi diciamo che l'anima carioca del Catania Beach Soccer è sempre stata chiara, a tal punto che in Brasile la squadra leader in Europa rimane sempre il Catania Beach Soccer. E questa è una grande soddisfazione per tutta la dirigenza, ma anche per te che tutta adesso Catania, hai un ruolo importante. No, certo. per tutta Catania, Per perché tutta Catania, chiaro. la squadra del Catania Beach Soccer porta ed esporta nel mondo il nome della nostra città. È vero. Ed è un onore non solo per me farne parte e lavorarci, ma secondo me deve essere un onore anche per tutti i catanesi. Cioè riuscire a far diventare Catania un sogno per i calciatori brasiliani. Beh, permettetevi di dirmi che È una bellissima soddisfazione. che deve certo. riempire d'orgoglio non solo la società e la proprietà Catania Beach Soccer, ma tutta Catania. Secondo me tu ami il Brasile perché probabilmente vuoi andare a scoprire qualche altro ennesimo talento in Brasile. No, anche se il mio pensiero della mia vita in Brasile è un'altra, è quella di vivere eternamente al mare con mia moglie, tranquillamente, goderci la nostra vecchiaia in pace, senza... È quello che io penso del Brasile nell'ultimo tratto della mia vita. Diciamo. Ho capito. Bene, parliamo adesso invece di questo telefono. Un telefono è sempre importante averlo vicino, o a casa oppure adesso con la modernità in un tascabile. Ma qual è la telefonata che avresti voluto ricevere e che non è mai arrivata? Legata allo sport? Legate in genere anche alla tua vita, non necessariamente sportiva. Beh, facciamone due allora. Facciamone due, bene. La prima la leghiamo allo sport. Bene. Di sicuro mi sarei aspettato una telefonata dal Calcio Catania, Sì. cosa che non è mai arrivata. Perché credo di aver fatto un ottimo percorso, perché credo che dopo 22 anni che spesi all'interno di questo sport, forse l'avrei anche meritata. E non è mai arrivata. Però probabilmente fino ad oggi o è mancato qualcosa alla mia figura e alla mia persona a livello professionale per arrivare al Calcio Catania, o allora non so che pensare, ma io preferisco pensare che è mancato qualcosa a me, probabilmente non la competenza. Bene, Probabilmente altro. questa è quindi la telefonata che avresti voluto ricevere che non è mai arrivata. Assolutamente. E invece la telefonata che è arrivata e che ti ha dato una grandissima emozione e che ancora tuttora ricordi proprio le parole che arrivavano attraverso la cornetta? Quella che ho ricevuto 3 settimane fa. Addirittura, quindi una cosa recente allora. Assolutamente sì, me l'ha fatta il patron Bosco, che diciamo spronandomi con questo nuovo incarico, perché noi ci siamo sentiti molto, io non rilascio interviste da un anno, la mia intenzione era quella di non fare più questo calcio, cioè non voglio più far calcio, quella è la mia intenzione, perché non mi riconosco più in un mondo che non ha più alcun valore. E ho detto altri no, però quando mi ha chiamato il presidente Bosco, conoscendo l'importanza... E sei anche tornato a casa, tra l'altro. A parte sono Perché tornato al Catania, anche se è il beach soccer. Sì, ma sei tornato a casa perché 7 anni prima eri già stato lì con grandi soddisfazioni. Assolutamente sì, ecco perché è riuscita a riaccendere una passione che credevo che si stesse spegnendo totalmente. Perché ho avuto la fortuna che è una società iper professionista, Sì. una società oggi vice campione del mondo, una società che combatte a livello mondiale, europeo e italiano. Una Assolutamente. società top nel mondo. Quando pensa a un professionista come me, ti dico che in quel momento non solo mi ha riacceso la scintilla, ma mi ha ridato quella carica che in me era completamente assopita. Io non vedo più neanche partite di calcio, io non vedo più nulla. Ho capito. Quindi credevo, dico la verità, e stavo facendo tutto per staccarmi. Hai visto, quindi poi alla fine è arrivata la telefonata che ti ha dato delle belle soddisfazioni e questa è E la ti cosa dico più la verità, bella. sai, quando a maggior ragione ci ho già lavorato nel 2014, no? E io non me l'aspettavo proprio questa chiamata, no? Quando dopo 7 anni una società così importante ripensa a te, beh, forse vuol dire che allora non solo non hai fatto male nella tua vita, ma non avevi fatto male neanche
in quell'esperienza lì. Chiaro. E quindi sono stato orgoglioso 2 volte di questa cosa qui. Bene. Perché poi nel bici è ancora uno sport incontaminato, mentre nel calcio ormai la meritocrazia non esiste più, tutti si comprano le cariche, tutti in tutte le categorie. È ancora vergine questo mondo del Questo beach. è un mondo dove se sei vai avanti, se hai qualcosa da dare puoi andare avanti, se non hai ti fermi immediatamente. E fai altre cose. Allora chiudiamo il nostro incontro adesso con quella che rappresenta un po' la tua sensazione più forte. Tutti abbiamo nella nostra vita avuto una canzone che ci ha accompagnato e che fa da sottofondo quasi spesso nella nostra quotidianità. Ecco, in questo caso qual è la tua canzone che ti porti sempre nel cuore? Beh, una canzone che conobbi nel lontano, credo 79, Sì. perché mio cugino la cantava spesso, ma a me mi faceva impazzire. Crescendo e capendo anche il significato della canzone, non solo l'ho fatta mia, ma ho fatto sì che fosse un po' la colonna sonora della mia vita. Qual è? Che Io so pazzo Pino Daniele. di Pino Daniele. Bella, bella. Ho avuto anche la fortuna di vedere tante volte Pino Daniele in concerto. E ogni volta che c'era quella canzone immagino Beh, la devo dire tua che quasi tutte le sue canzoni emozioni. sono straordinarie, ma quando cantava quella canzone raccontava un pezzo della mia vita, perché il bello delle canzoni è proprio questo, no? Quello che ti suscita. Certo. E a me questa Che ti canzone- porti sempre, per sempre. Questa canzone, malgrado l'ascolto da Tantissimi 40 anni. anni e passa, ogni volta che la sento è un'emozione pazzesca. Benissimo, allora io mi congedo da te, ti ringrazio per essere stato presente qui all'interno di Football B-Side, ti auguro tutto il bene possibile e soprattutto adesso ci guardiamo la tua bella videocanzone che si intitola semplicemente Io so pazzo di Pino Daniele. Voglio essere chi voglio uscire fuori da casa mia. Io so pazzo. Oh, il popolo che mi aspetta, scusate vado di fretta. Non mi date sempre ragione, sì lo so che sono un errore. E la vita voglio vivere almeno un giorno da leone. E lo Stato questa volta no, non mi deve condannare perché io so pazzo. Io so pazzo. E oggi voglio parlare. Nervatura, metta tutto in faccia rumore, io so pazzo. E chi dice che Masaniello poi nero non sia più bello. E non sono meno male, sono pure diplomato. E non faccia nera l'ho dipinto per essere notato. Masaniello è cresciuto, Masaniello è tornato. Io so pazzo. Scassato cazzo.
Ed eccoci di nuovo pronti per presentare il nuovo ospite all'interno di Football Beside. Come al solito c'è l'anticipazione di una persona cara al nostro ospite. Parliamo di Beppe, che salutiamo. Ciao Beppe. Ciao Ettore. Da quanto tempo conosci questa persona? Da sempre. Da sempre, cioè quindi avete vissuto la vostra adolescenza, la vostra maturità e probabilmente anche le vostre gite insieme. Noi abbiamo la fortuna di avere i nostri genitori amici d'infanzia Sì, e quindi ci conosciamo da sempre. praticamente. Ed è stato sempre così oppure da giovane era un po' più matterello e adesso è un po' più maturo? Lui è sempre stato matto, un po', però devo dire che negli ultimi periodi sta sicuramente maturando e do, come dire, il merito ad una persona importante che è entrata nella sua vita. Ah, e questa è una cosa sicuramente che ci incuriosirà poi quando faremo le domande al personaggio. Avete mai litigato e non vi siete parlati per un po' di tempo? No, mai, non esiste. Noi abbiamo un rapporto di amicizia, abbiamo un rapporto lavorativo e nonostante tutto non abbiamo mai litigato, ci siamo sempre confrontati. L'uno rimprovera i difetti dell'altro, ma Insomma, nel siamo vero sempre segno dell'amicizia allora. siamo Perché tutti un vero amici amico non deve assolutamente nascondere nulla al suo amico. Assolutamente, poi mi insegni che siamo tutti amici quando non ci sono problemi. Giusto? Allora, per chiudere, qual è il pregio che ti piacerebbe copiare da questo tuo amico? Sicuramente la lungimiranza e la schiettezza. E allora mi raccomando, rimanete con noi perché tra poco scopriremo la figura del secondo personaggio che ci è venuto a trovare nel salotto di Football Beside. A tra poco. Ganden, la nobiltà dell'acqua. Lo presentiamo subito, l'ospite della seconda parte di Football Beside. Lui si chiama Salvo Castorina. Ciao Salvo, ben trovato. Ciao Ettore. Allora, il tuo amico che ci ha fatto una scheda di presentazione ci ha detto che sei un tipo schietto e a noi ci piace scoprire gli altri lati di chi frequenta il mondo del calcio. Ti ritieni una persona schietta? Sì, a volte è un pregio, molte volte un difetto, però preferisco rimanere
diretto. Questo mio modo di essere. Perfetto. Tra poco scopriremo anche le risposte sui 2 oggetti che abbiamo qui all'interno della nostra scenografia. Abbiamo il mappamondo e abbiamo anche un telefono un po' datato, però ci simboleggia chiaramente un contatto che adesso avviene in una maniera molto più moderna, però io credo che l'emozione di alzare una cornetta fa parte un po' della nostra, in questo caso, adolescenza. Non so se sei I d'accordo. ricordi di infanzia. Bravo. Mi ricordo dai miei nonni, non poteva mancare la telefonata. Addirittura che spesso e volentieri il telefono lo trovavamo attaccato al muro, cosa adesso inconcepibile nell'era moderna. Allora, alcune domande che ci daranno modo di conoscere l'altro lato di Salvo Castorina. Il sacrificio per una donna, per un amico, in che posizione lo collochi nel tuo equilibrio? Io sono una persona che ha dei valori importanti e che se si lega ad un amico o ad una donna, anche perché nel mio passato ci sono state delle situazioni che mi hanno portato a trasformare questo mio modo di essere, dicevo, se mi lego alle persone difficilmente mi stacco. E quando non ti stacchi è perché trovi veramente l'equilibrio anche nella tua vita quotidiana, nei tuoi rapporti? Sì, perché trovo delle persone che comunque fanno parte del mio modo di essere, del mio modo di pensare, con pregi e difetti. Io sono una persona che si lega tanto e crede nei valori dell'amicizia e nei valori dell'amore. Peppe che mi ha anticipato è un fratello nel vero senso della parola. Cioè, e quello ti dà l'equilibrio. È facile dire fratello, però realmente noi ci conosciamo da 40 anni e passa, e malgrado tutto siamo stati sempre vicini l'un l'altro. Attenzione, perché stai parlando di un amico, però la mia domanda era anche rivolta nel caso di una donna. Sì. Anche in questo caso ha inciso poi per darti equilibrio? Sì, anche in quel caso ha inciso per darmi equilibrio. Io sono legato ad una persona, a Laura, da un paio di anni. Ora abbiamo una bimba di 7 mesi e diciamo che dopo tanto girovagare hai messo le radici? Ho messo le radici, perché al di là di tutto la qualità della persona mi ha colpito, mi ha dato quello. Il sacrificio ne è valso la pena, allora? Assolutamente. Spesso quando ti accorgi di aver perso, di stare per perdere qualcosa, riesci a capire quanto può essere importante una persona nella tua vita, e fai di tutto perché non vada via. C'era una vecchia canzone di Gianni Morandi e Mario Lavezzi che parlava di un gancio che spesso e volentieri scende giù dal cielo e ti tira fuori da un dramma, da una cosa brutta, e ti cambia la vita. Sì. In questo caso il tuo gancio è stato forse incontrare questa tua compagna. Sì, assolutamente. Bene. Allora, attenzione, fede, religione, fanatismo servono per la tua vita oppure per la vita di tutti noi, secondo te? Io credo di sì, anche se sono contrario alle estremizzazioni. Sì. Quindi il fanatismo per me è un estremizzare un qualcosa che c'è, e allora viverlo in maniera esasperata probabilmente può essere negativo, può essere controproducente. Secondo me anche in questo caso ci vuole equilibrio. Ci vuole equilibrio, in tutto ci vuole equilibrio. Il troppo è come il nulla. Sì, e quindi poi ti porta magari a sbagliare. Sì, ti porta a deviare o a fare dei pensieri sbagliati, a volte distorti. Certo. Voglio parlare un po' anche di una tua emozione del passato, quando eri piccolo e quando insomma hai probabilmente ricevuto per la prima volta in regalo un paio di scarpette da calcio. Ecco, qual è stata quell'emozione che ti porti ancora dentro a distanza di tanti anni? L'emozione era talmente grande che io poi le misi per una settimana di fila anche per andare a scuola. No, questo non me lo Giuro, dovevi dire, giuro. veramente? Sì, mia madre mi diceva: ma dove stai andando con le scarpe da calcio per andare a scuola? E io talmente ero legato a quelle scarpe che le mettevo con i jeans, con il maglioncino, e avevo le scarpe da calcio ai piedi. Perché le avevi ormai proprio fatte tue in tutti i sensi? Ma perché le desideravo, perché noi
e quando da piccoli non avevamo i campi in erba sintetica, Certo. noi giocavamo sull'asfalto. Certo. E allora avere un paio di scarpe da calcio per andare nei campi polverosi Certo. era una cosa... Quindi questo è un ricordo che ti accompagna praticamente da sempre, da Sì. tutta la vita, e questa è una bellissima emozione. Sì, bellissimo, bellissimo. Cioè, anzi, o meglio, ci sono delle emozioni che sono messe da parte. Sì. Però è bastata una domanda per Tirarli fuori. per tirarle fuori. Noi È come se abbiamo- fosse una grande scatola dei ricordi, quando abbiamo- la apri. Esatto. Noi abbiamo tanto messo da parte e basta una musica, basta un segnale, una foto per... Una foto anche, per, certo. per tirare fuori un mondo che abbiamo nel Ma nostro sono curioso, queste scarpette ce le hai ancora conservate? Perché interno. insomma... Penso di no. Penso di no. Comunque era un paio di Diadora. Ah, era la marca Sì, sì, un paio di dell'epoca. Diadora dell'epoca, sì, una delle marche Che poi andavano distrutte prima che qualcuno te ne ricomprasse un altro paio. Certo. Perché adesso chiaramente è col molto- consumismo è cambiato adesso tutto. È molto semplice, adesso i calciatori ne hanno 10-15 paia, noi ne avevamo un paio E dovevamo farci tutta la stagione. Esatto. Se eventualmente si fossero aperte lateralmente, c'era il calzolaio, Bene. c'era vicino. Oppure le risuolava. perfetto, succedeva. Beh, altri tempi. E un'altra domanda, secondo te l'uomo libero è veramente un uomo un po' egoista? L'uomo libero è... Ma poi bisogna capire che libertà, di che Beh, libertà parliamo. Se libertà d'azione, Libertà di pensiero, d'azione, di pensiero, il non avere il problema, che so, di una famiglia, di un lavoro, cioè l'uomo credo- libero in questo senso. Io credo che la libertà sia... Si può essere liberi anche avendo famiglia. Certo, La libertà è... bisogna vedere come instauri il Esatto, rapporto, la libertà certo, come è- costruisci il La rapporto. libertà è come tu ti poni con le persone che frequenti quotidianamente. La libertà di pensiero è non aver paura di dire qualcosa ad un tuo diretto superiore o a un tuo familiare, e non avere dei preconcetti. La libertà è... Ma nel tuo percorso hai per caso incontrato persone che erano veramente egoisti, che pensavano solo a un proprio interesse e non, in questo caso, parlando con te, di sposare magari un progetto comune? Sì, assolutamente. Ma a parte le amicizie, quelle vere, in tutte le altre sfaccettature della vita, ognuno ha il proprio tornaconto personale. Quindi allora difficilmente tu... Beh, bisogna dare però il giusto Sì, peso, assolutamente. Difficilmente tu trovi persone che non facciano qualcosa per un proprio interesse. Allora tu in quel caso devi Mediare. cercare di mediare, oppure continui a essere te stesso e via. Rischi di prendere anche qualche cantonata poi. Sì, però sei sempre te stesso, Chiaro. rimarrai sempre te stesso e non ti abbassi a certe situazioni. Giusto. Sia nella vita privata che nella vita lavorativa, nella vita affettiva. Questo è un pregio, ma può essere anche un grosso difetto, un limite, però va bene così. Benissimo. Allora, ritorniamo a parlare di questi due oggetti che abbiamo qui in scena ed iniziamo con il mappamondo. Sì. Qual è la location, il posto, il paese, la città che ti piacerebbe visitare se non l'hai visitata, oppure ti piacerebbe ritornarci perché magari ti aveva già emozionato una prima volta? Io vorrei andare, spero di riuscire ad andare prima o poi in Nuova Zelanda. Hai colpito nel mio cuore, caro Salvo, perché questo è il paese dei miei sogni e sono sicuro che quelle desolate scogliere ti fanno pensare ad una libertà assoluta. Sì, esattamente, quindi sono parecchio Attratto. da questa... Forma di solitudine o forma di appagamento? No, forma di appagamento. Di appagamento. Solitudine no, perché si può essere soli anche dentro uno stadio pieno di gente. Certo, Quindi certo, è una certo. forma di Beh, appagamento. un posto come questo però tende a farti riflettere Sì, sulla vita che hai fatto e forse sulla vita che vorresti fare Esatto, in una esatto. seconda Mi situazione. stuzzica l'idea di... Ma te l'hanno consigliata degli amici No, oppure no, no, no. la tua fantasia poi ti ha portato dritto verso No, io, la Nuova è Zelanda? il mio pensiero da sempre. Questo, tra virgolette, nuovo continente, perché è uno dei più recenti rispetto agli altri. E quindi È tutto da scoprire, tutto tra da l'altro. scoprire. Poi è colonizzato da tutti, no? Quindi Sì. capire
dove si è arrivati e che cosa si è riusciti a fare tutti insieme. E poi la concezione dell'isola che ti dà indirettamente anche un po' una forma di libertà, no? Sì. Cioè l'isola ti protegge, come se avessi un muro intorno a te. Sì, e poi io non immagino nel mio lavoro un posto senza mare. Beh, d'altra parte, Perché- sei nativo esatto. di una località di mare. Quindi non immagino un posto dove non ci sia il mare, dove tu non possa andare anche in un giorno brutto, ma ad andare a vedere il mare. Quindi- Perfetto. E allora a questo punto, amici di Football B-Side, guardiamoci una bella clip sulla Nuova Zelanda. I mari, i monti, le praterie, insomma è un territorio straordinario da andare veramente a visitare. Condivido la tua scelta, bravo Salvo. Allora, e adesso parliamo invece di una telefonata che forse non è mai arrivata e che ti ha amareggiato. C'è stata nella tua vita? Penso di no, perché io non, devo essere sincero, non mi aspetto nulla. Io a volte sono Troppo buono? è troppo realista. Troppo Quindi realista, non sì. immagino di ricevere una telefonata che non merito di ricevere. Vabbè, però speri che arrivi. Sì, ma spero che arrivi, ma nella misura in cui tu ti meriti che quella telefonata arrivi. Cioè tu nulla Insomma, sei cosciente di nulla quello che hai succede- fatto, dice nulla succede per nulla succede caso. per caso. Cioè non puoi aspettarti che ti chiami, faccio un nome, il Benevento, Sì. se tu non hai fatto nulla perché ti Cioè, possa quella chiamare. telefonata può arrivare nel momento in cui tu C'è hai un fatto un Esatto, percorso c'è un percorso. dove tu ne sei cosciente, ho fatto un percorso di crescita, è giusto che mi arrivi la C'è telefonata. un percorso che fai, e quindi io sarei ipocrita se pensassi che per quello che ho fatto fino ad oggi, parlo dal punto di vista lavorativo, Certo, calcistico, certo. mi possa arrivare una telefonata di una squadra professionistica. Certo. Probabilmente ancora dovrò fare gavetta e nel momento in cui ci saranno le condizioni
immagino di provare emozione. sì, e immagino che arrivi, non spero, immagino che arrivi. Giusto, Perché giusto. è differente, no? E in questo caso, quando ti è arrivata invece una telefonata che ti ha messo di malumore, come ti sei comportato? Hai veramente sbattuto anche tu in questo caso la cornetta e hai maledetto quel momento in cui l'hai alzata? No, io mi innervosisco facilmente, però poi ho le mie valvole di sfogo. E quindi ritorni in te stesso. Le mie valvole di sfogo non sono io, sono i miei amici, quei 2 o 3 amici Che ti danno modo di riflettere. E ai quali racconto tutto della mia vita e che comunque riescono a consigliarmi. Ma ti è arrivata questa telefonata? No, in non cui, è arrivata. quindi No. per fortuna non ti è mai arrivata No. allora quel tipo di telefono non è mai arrivato. No, perché però quando arriva è brutto, no? Sì. Perché insomma Sì. sbatti il telefono perché insomma non te l'aspettavi e ti amareggia. No, non è arrivato. Benissimo, e questa è una cosa già tranquilla. Quindi come potete ben vedere e sentire, i nostri ospiti si raccontano anche un po' nel loro intimo e ci piace perché questo è il tema anche del nostro programma che volge al termine adesso con la tua canzone del cuore, quella che insomma quando l'ascolti ti emozioni, quando l'ascolti ti fa venire in mente tantissimi momenti positivi o negativi, questo non lo so, adesso me lo dirai. La canzone in poche parole che non deve mai mancare nel tuo telefonino, neanche più nel Walkman perché non si usa più. One degli U2. Ah, bella scelta. Sì. Perché proprio questa canzone? Mi ricorda una parte della mia vita, mi ricorda i tempi del liceo. Sì. Quindi Spensieratezza sì, 2000. Totale, i tempi del liceo, i tempi dell'occupazione. Quindi da lì ogni volta che l'ascolto o la cerco ti suscita qualcosa. Mi suscita emozioni e mi fa ritornare a quegli anni. Ma è una sensazione che anche soltanto sentendo alcune note che ti insomma calano davanti quei momenti, oppure devi sentirla tutta perché vuoi entrare dentro quella... Bastano le prime note della canzone. E quello poi va via subito. E poi va via tutto il resto. Oppure se decido di metterla devo sentire tutta. Ho capito. Perché mi piace ascoltarla. Perché completa il tuo ricordo. Ascoltarla e cantarla. Addirittura. Sì. Beh, allora sarai stato magari a qualche concerto degli U2? No, purtroppo no, questo mi manca, però non si può... Mai dire mai. Mai dire mai. Non si può non cantare. Bene, sono contento oggi di avere avuto ospite qui all'interno di Football Beside Salvo Castorina. Lo abbiamo conosciuto sui campi di calcio, lo abbiamo conosciuto arrabbiato, lo abbiamo conosciuto contento, forse questa sera lo abbiamo scoperto sotto un'altra veste. Credi di essere riuscito a raccontarti forse in una maniera totalmente diversa? Penso di sì, io le mie emozioni le tengo spesso per me, sono molto, da questo punto di vista sono molto introverso. Allora forse un po' ci sono riuscito? Sì, sei riuscito, a volte qualcuno mi giudica glaciale o senza emozioni, però... E invece non è così. No, non è così, c'è un mondo da scoprire, però non per tutti, solo per pochi intimi. Ci piace allora che insomma la dichiarazione di Salvo abbia fatto centro, perché evidentemente all'interno della trasmissione riusciamo a carpire quelle che sono le sensazioni nascoste dei nostri ospiti. Ti ringrazio Salvo. Grazie e noi come al voi. solito ci salutiamo quasi con questa bella canzone degli U2 intitolata One. Is it getting better? Do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say, what love, what life, when it's one need in a night. What love, we get to share it. Leaves you, baby, if you don't care for it.
disappoint you, leave a bad taste in your mouth. You act like you never had love. You want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We won, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. Whoa. Come here for forgiveness? Have you come to raise the dead? Have you come here to play Jesus to the lepers in your head? Did I ask too much? More than a lot. You give me nothing, no, it's all I've got. One, but we're not the same. We'll hurt each other, then do it again. You say love is a temple, love the higher law. Love is a temple, love the higher law. You ask me to enter, then you make me call. How can be holding on what you've got when all you got is hurt? One love, one blood, one life. We got to do what we should. One life with each other, sisters and my brothers. One life, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. Whoa. La bella canzone degli U2, intitolata One, ci porta verso la conclusione della nostra puntata odierna di Football B-Side, l'altro lato del calcio. Grazie per essere stati con noi, appuntamento alla prossima settimana.